È atterrato con un volo proveniente da Bangkok. In valigia 19 kg di marijuana. L'uomo, un cittadino albanese, è transitato a Malpensa pensando di averla fatta franca, ma la polizia lo aveva già intercettato. Gli agenti hanno deciso di non fermarlo ma di seguire il corriere fino a destinazione. Ad attenderlo fuori il contatto, un italiano che gli ha consegnato un furgone. Con quel mezzo il cittadino albanese ha raggiunto Piavon di Oderzo e qui si è incontrato con l'acquirente, un italiano di 30 anni, al quale doveva consegnare la sostanza stupefacente, droga che sarebbe stata spacciata nelle piazze della Marca. La polizia è così intervenuta, due gli arrestati. Nelle scorse ore si è svolta l'udienza di convalida. Per il cittadino albanese di 21 anni il Corriere, il GIP ha disposto il carcere, il trentenne invece è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha deciso la trasmissione degli atti alla procura di Busto Arsizio perché il reato più grave sarebbe stato quello commesso all'arrivo in Italia del carico di marijuana.